La decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma sul terzo mandato approvata dalla provincia autonoma di Trento è da vedere come la parola fine anche per il Friuli Venezia Giulia o come il punto di partenza per la modifica o creazione di una legge nazionale ad hoc. È il quesito politico che emerge dal corollario di interventi espressi oggi in Regione rispetto alla decisione della Consulta, fra chi la ritiene come una pietra tombale per una terza candidatura di Massimiliano Fedriga, evidenziando gli screzi in maggioranza, a chi invece predica cautele in assenza di approfondire le motivazioni della sentenza. La democrazia ha bisogno di contrappesi e serve un limite ai mandati di chi ha un potere importante come il presidente di una giunta regionale. Poi naturalmente adesso vedremo cosa succederà nella maggioranza dell'amministrazione Fedriga, ci sono già dei segnali di tensione notevoli, pensiamo a quello che è successo rispetto alle polemiche su Fincantieri, al tagliamento, a uno scontro che si sta sviluppando fra Fratelli d'Italia e la Lega e anche all'interno della Lega stessa. È prematuro esprimere una mia opinione perché ritengo necessario leggerla attentamente, metabolizzare i contenuti per poi esprimere ciò che penso in merito. Quanto al principio, è giusto che si sappia che io sono sempre stato dell'idea che fin tanto che un amministratore soddisfa l'esigenza del territorio di sviluppo, di benessere, non riesco a comprendere perché ci devono essere dei limiti ai mandati. Per mesi abbiamo sentito parlare solo di terzo mandato del centrodestra, oggi dopo che la Corte Costituzionale si è espressa, credo si debba invece parlare dei problemi della Regione, della crescita economica che non è sufficiente, delle persone che non stanno bene e sono sempre più in difficoltà economica, di una sanità che assolutamente va cambiata. Resta comunque il fatto che ci dovrebbe essere comunque un accordo politico che dovrebbe essere comunque vagliato prima di dare definitivamente una chiusura. Resta il fatto che in questa posizione andremo a perdere una risorsa umana molto importante per il Friuli Venezia Giulia,